Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con In Confedilizia, il format voluto dalla Confedilizia per confrontarsi con il mondo della politica e delle istituzioni su temi legati al mondo della proprietà immobiliare. Lo ricordo sempre, un'intervista di mezz'ora con un ospite che varia e la presenza fissa del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Ricordiamo che l'intervista è trasmessa in diretta streaming su Radio Radicale e su tutti i social della Confedilizia. Oggi è qui con noi il senatore Stefano Patuanelli, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle al Senato. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Buongiorno e grazie di essere qui con noi, senatore. Allora, parliamo di sostenibilità e transizione ecologica del patrimonio edilizio. Alla luce della sua esperienza, quale ruolo ritiene possa essere? Cittadini che hanno già realizzato interventi di efficientamento o che in qualche modo vorranno realizzarli. Anche sui bonus immagino faremo un capitolo a parte. Io credo che ci sono due elementi su cui bisogna provare a insistere. Il primo è la valorizzazione di mercato. Cioè noi oggi ormai abbiamo familiarità con l'indicazione della classe energetica del fabbricato, no? Quindi qualsiasi contratto di locazione, qualsiasi contratto di compravendita ha come elemento obbligatorio l'atto del rogito o del deposito del contratto di locazione l'indicazione della classe energetica del fabbricato. Le agenzie immobiliari non possono immettere sul mercato un immobile senza dirci in che classe energetica è. E ancora troppo poco, incide ancora poco sul valore dell'immobile. Faccio un esempio per comprendere il ragionamento. La vita mi ha portato a fare il ministro per 2 volte, la seconda volta il ministro dell'agricoltura. Ci sono moltissimi benefici dall'avere il bollino denominazione d'origine controllata o indicazione geografica, l'IG, o il bollino benessere animale su prodotti d'allevamento, benefici di valore del prodotto, quindi a parità di prodotto, tipologia di prodotto, il consumatore cerca una garanzia in più ed è disposto a pagare un prezzo più alto per comprare il prodotto che ha quel bollino. Immagino per il mercato immobiliare, con le dovute differenze, un percorso di questo tipo, cioè la valorizzazione del valore dell'immobile, la maggior valorizzazione dell'immobile a seconda della sua classe energetica. Un po' questa dinamica è in atto, ma è ancora troppo poco. Quindi, in primo luogo, la valorizzazione sul mercato degli immobili che hanno avuto un percorso di efficientamento energetico. Il secondo elemento, io ritengo che in questo Paese la tassazione sulla proprietà immobiliare sia ancora troppo alta e credo che si possano fare dei ragionamenti sulla riduzione della tassazione sempre più spinti, legando il valore dell'imposta che pago al consumo energetico del fabbricato. Questo significa che chi ha già fatto interventi di efficientamento energetico ha un beneficio immediato. Chi vuole pensare a farli sa che avrà un beneficio in termini di costi di gestione dell'immobile, perché è chiaro che spendere meno per l'energia significa avere bollette meno care, quindi significa che il mio immobile ha un costo di gestione inferiore, ma rispetto alla tassazione si può fare un ragionamento sia in ottica di compravendita, l'imposta sul registro ridotta per immobili che hanno una classe energetica più alta, cioè migliore. Sia in termini di altre imposte dirette e indirette sui fabbricati, quindi credo che si possa fare questo tipo di ragionamento. E veniamo a 2 temi che ha già anticipato, che si collegano a questa domanda, e cioè in ottica direttiva Case Green e impatto sul patrimonio edilizio esistente. Ritiene che ci possono essere delle misure di incentivo che diano supporto ai proprietari? Lo chiedo a lei anche perché il suo partito è stato tra i principali sostenitori del super bonus, quindi crede che si possa ripetere un'esperienza magari diversa dal super bonus
ma dove si possa supportare questa attività? L'esperienza del superbonus va valutata e limitata al periodo storico in cui è nata, al modo in cui è stata portata avanti e ai benefici e alle criticità che ha introdotto, perché è evidente che poi nel percorso di evoluzione legislativa sul tema del superbonus sono state introdotte delle modifiche che a volte hanno migliorato la misura, in più occasioni secondo me l'ha peggiorata. Parliamo del periodo Covid, periodo in cui per mesi l'Italia è stata completamente ferma dal punto di vista della produzione industriale, un paese che aveva bisogno di rilanciarsi dal punto di vista economico, serviva una misura che fosse un booster economico forte e abbiamo deciso come governo, tra l'altro sui decreti attuativi c'è la mia firma, quindi sono convinto che in quel momento quella era la strada migliore da percorrere per una serie di ragioni, intanto perché siamo un paese di proprietari immobiliari, quindi davamo un'opportunità a tantissimi cittadini di operare in quella direzione, perché ritengo l'edilizia un settore industriale fondamentale per il nostro paese, non soltanto per ciò che comporta in modo diretto ma anche per le conseguenze indirette sulla crescita industriale. Abbiamo prodotti dell'edilizia, produzione industriale per l'edilizia nel nostro paese di eccellenza, dalle ceramiche ai laterizi, a moltissime produzioni industriali legate all'edilizia. È una misura che è nata con un range temporale limitato per interventi trainanti e trainati limitati, e dopodiché il Parlamento ha fatto la sua parte. Non c'è forza politica che non abbia poi inciso sul ampliare, allungare, strecciare, metterci dentro un po' di tutto. Io poi alzo le mani, nel senso che il Parlamento è sovrano. Mi spiace che quando le cose stavano andando bene sul superbonus il merito era di tutti, poi quando c'è stata qualche criticità e forse quando l'impatto effettivo è stato superiore sui conti pubblici del previsto, la colpa era solo di una forza politica. Questo mi sembra evidente che non sia stato così, e però rivendico anche alcuni dati macroeconomici, perché se guardiamo l'evoluzione del rapporto debito-PIL e del rapporto deficit-PIL rispetto agli altri paesi europei, quella dinamica economica che abbiamo introdotto con il superbonus, ma soprattutto con l'accedibilità del credito, che è stata la vera misura rivoluzionaria in quel provvedimento, abbiamo fatto meglio di quasi tutti, anzi direi di tutti i paesi europei, sul recupero per arrivare ai valori pre-pandemici del rapporto debito-PIL in particolare. Quindi non credo sia stata una misura efficace, che sarebbe stata ancora più efficace se fosse rimasta nella formulazione originale. Detto questo, credo che, fatto questa lunga premessa per dire che non si può tornare a quella stagione, nel senso che lì c'era una motivazione puntuale, specifica, non credo però sia accettabile che sul tema dei bonus edilizi si proceda come sta facendo questo governo. Sappiamo che dal 1° gennaio il massimo incentivo sarà il 36%, anche sul sisma bonus, che invece è, come posso dire, un volano per gli interventi di riqualificazione sismica degli edifici fondamentali in un paese che ha un territorio totalmente sismico e che ha visto negli anni eventi sismici devastanti che hanno prodotto morti, quindi incentivare gli interventi di riqualificazione sismica degli edifici fondamentali. Il superbonus, posto che l'obiettivo di Casa Green prende come parametro di riferimento il 2020, ci consente di aver fatto un piccolo passo verso quel 16% iniziale, no, di riduzione delle emissioni al 2030. L'effetto della direttiva Casa Green andrà valutato, certamente deve essere accompagnato con una politica di investimento sull'edilizia e quindi di accompagnamento agli investimenti dei cittadini. Io ritengo che molto spesso vedo, no, un po' di dibattito inquinato sul tema dei temi ambientali e della necessità della transizione ecologica. Perché certo è vero che l'Italia da sola non fa nulla, l'Europa da sola fa quasi nulla e il ragionamento dovrebbe essere globale. D'altra parte
è il mondo occidentale che è stato il primo ad incidere sul deperimento delle risorse naturali e incidendo in modo negativo sull'ambiente, è chiaro che è l'Occidente che deve essere il primo a iniziare un percorso diverso e quindi a cambiare modello di sviluppo. Lo ritengo logico, e non c'è una questione ideologica. Io sento spesso in aula membri che hanno un'opinione diversa sul tema dell'ambiente, che fanno parte della maggioranza. Io non voglio qui fare polemiche politiche, perché siamo in un ambiente in cui, come posso dire, parliamo, grazie a Dio, più concretamente delle cose, però dire che le scelte della Commissione sono state scelte ideologiche, non sono ideologiche, e io ho la sensazione che chi lo dice ah sì, c'è un problema di cambiamento climatico, però vuol dire che in realtà sta negando che c'è un problema di cambiamento climatico. Quel però non c'è, bisogna capire qual è la strada migliore per arrivare agli obiettivi, fissare obiettivi raggiungibili e non impossibili, però dire sì, ok, però per adesso facciamo tutto come prima, usiamo il carbone, continuiamo a fare investimenti per i prossimi 50 anni sul gas e non facciamo nulla sull'efficientamento energetico degli edifici, significa semplicemente far continuare il mondo in una strada che è in una direzione che è un po' pericolosa. Presidente, tra 36 e 110%, quale pensa che sia auspicabile, quale percentuale pensa che sia auspicabile per i proprietari da gennaio in poi, ovviamente? No, in effetti il quadro che ci sarà dal 2026 è molto negativo, ma anche quello del 2025 era negativo, e noi l'abbiamo detto già nella fase di gestazione della precedente legge di bilancio. Quindi quello che noi continueremo a dire è che sia necessario tornare a un livello di detrazioni tale da consentire almeno una serie di interventi che si ritengono più importanti. Poi le priorità le stabiliscono i governi. Se io fossi al governo stabilirei come prima priorità gli interventi di miglioramento sismico insieme o poco prima o prima dell'efficientamento energetico. Poi il rapporto con la direttiva andrebbe insomma più esaminato. E poi si potrebbe eventualmente, se le risorse scarseggiano, diciamo essere meno, tra virgolette, generosi, ma non di generosità si tratta, perché io l'ho sempre chiamato incentivi e non bonus, con altri interventi. Però quello che si è fatto sta già portando a una conseguenza molto semplice, che si faranno interventi in Italia solo quando assolutamente indispensabili, indifferibili e urgenti, soprattutto in sede condominiale, perché i lavori condominiali sappiamo che hanno delle complicazioni. Quello che continuiamo a dire noi è che speriamo che, passata un po' la sbornia da post superbonus, con tutte le polemiche successive, ma ci voglio tornare un secondo, ci si possa mettere di nuovo attorno a un tavolo e stabilire dei livelli di detrazioni accettabili, perché non sono favori a qualcuno, ma sono necessità in un paese in cui la popolazione diminuisce, il patrimonio immobiliare diciamo, non diminuisce per definizione, ma ha quelle caratteristiche che conosciamo anche dell'essere datato naturalmente, le risorse delle famiglie sono quelle che sono. Se non vogliamo che cada a pezzi, come in molti casi avviene, una gran parte del patrimonio immobiliare italiano, bisogna aiutare a favorire gli interventi. Sul superbonus una parolina, visto che abbiamo qui il senatore Patuanelli. Quello che a me disturba, il superbonus può essere criticato in tutti i modi possibili, quello che a me disturba è non fare la premessa che ha fatto il senatore Patuanelli e che anche noi facciamo sempre quando ne parliamo. Si può fare qualsiasi critica, ma lo si deve sempre collocare nella situazione e ricordare i motivi per cui chi l'ha varato lo ha fatto, e quindi in quel caso, giusti o sbagliati, poteva essere una scelta sbagliatissima, cioè potevano essere di molto migliori, ma se non si ricorda che la motivazione era dare lo scossone all'economia, si dirà lo scossone lo si poteva dare in altro modo, bene, ma se non si ricorda che la motivazione era quella, secondo me si fa un'opera disonesta, e questo è grave. E poi il fatto che, sì, che alcuni diciamo, disconoscano posizioni precedenti purtroppo fa parte di certe cose di cui non ci si riesce a liberare. Ciò detto, siamo magari, probabilmente, anzi certamente in disaccordo, ma mi soffermo solo un secondo, solo per ricordare il tema sulla direttiva Case Green, nel senso che noi ne abbiamo sempre criticato l'approccio
in positivo, non che l'abbia qui diciamo, difeso il senatore Patuanelli, ma quello che noi abbiamo sempre contestato lì è l'approccio che è un po' venuto meno nel tempo, ma in positivo. Quello che serve è incentivare con strumenti che andranno trovati, con risorse che naturalmente vanno trovate, ma incentivare interventi che sono assolutamente necessari. Il riassunto, Presidente, è: non ti devo punire se non fai, devo premiarti se fai. Sì, questo anche quelle proposte lì sono interessanti e da discutere sicuramente. Aggiungo solo una questione sugli incentivi alle ristrutturazioni o agli interventi edilizi. Io preferirei un incentivo a percentuali più bassa, ma con la riapertura almeno parziale, controllata e gestita della cessione del credito. Perché c'è una parte del paese, che quello che definiamo ceto medio, al quale pochi pensano, che non ha capienza fiscale e che vorrebbe poter fare gli interventi, ma non ha quel beneficio, non può avere quel beneficio perché non ha la capienza fiscale per farlo. E quindi credo che sarebbe molto interessante invece magari non tornare al 50, fare il 40, piuttosto che meglio il 36, il 40 o 45, ma con una finestra anche limitata, controllata, perché capisco poi che insomma, è una promessa che il nostro Paese evidentemente ha fatto l'Europa, quella di blindare la cessione del credito, però secondo me è fondamentale perché altrimenti è una misura spuntata. Bene, veniamo, senatore Patuanelli, a un tema più legato alla sua attività politica principale, che la porta ad occuparsi di industria nei vari comparti produttivi. Si parla molto di consumo zero del suolo e di rigenerazione del costruito. Quali strumenti normativi secondo lei andrebbero potenziati o rivisti per facilitare la riqualificazione urbana, coinvolgendo ovviamente proprietari e privati, gli investimenti privati? Ma io penso che la premialità volumetrica o la possibilità del mantenere gli elementi del costruito anche in un contesto modificato dal punto di vista urbanistico e quindi di coefficienti e di indici di edificabilità diversi possa avere senso, però è molto complicato avere una norma nazionale, un cappello nazionale rispetto a un territorio che ha delle diversità enormi tra un'area e l'altra del territorio, ma non soltanto nord, sud, est, ovest, ma anche all'interno di uno stesso contesto urbano ci sono differenze molto ampie e quindi è difficile individuare un procedimento, un percorso legislativo che vada bene dappertutto. Ci sono degli elementi che possono essere, diciamo, diffusi su tutto il territorio nazionale. La semplificazione in primis, cosa che si parla ogni anno, si fa un decreto semplificazioni, ma che poi alla fine semplifica veramente molto poco e anzi spesso si aggiunge come procedimenti ad altri procedimenti. E appunto la premialità volumetrica degli interventi di demolizione, ricostruzione e rigenerazione urbana. Credo che vada individuata come categoria di intervento autonoma in tutto il territorio nazionale, quello della rigenerazione urbana, e non è ancora così. E quindi già questo sarebbe un primo elemento per individuarne poi gli strumenti attuativi, le tipologie di intervento e i requisiti generali dell'intervento stesso. È chiaro che va poi adattata territorio per territorio. Urbanistica edilizia è una materia concorrente tra Stato e regioni e c'è un'indipendenza regionale molto forte. Mi è capitato di fare il progettista in tante regioni italiane e ogni volta dover studiare, diciamo, l'impianto normativo e le differenze. Poi ho operato prevalentemente in una regione a statuto speciale che ha sempre avuto totale autonomia sul tema dell'edilizia. Abbiamo le nostre leggi regionali da sempre, poi è qualcosa che è nato più tardi nel resto del paese, e quindi eravamo abituati a avere le nostre leggi differenti da quelle italiane, da quelle del resto delle regioni italiane, però
come posso dire, in qualche modo questo è un valore perché può rappresentare meglio le diversità che ci sono all'interno del tessuto edificato italiano. Il suo partito ha da sempre mostrato una grande attenzione per i temi legati all'abitare. Oggi, in un contesto in cui si discute molto di casa di proprietà, di mercato immobiliare, locazioni e soprattutto di precarietà abitativa, quale crede possa essere il giusto equilibrio tra la tutela del diritto all'abitare e il riconoscimento del valore della proprietà privata? Guardi, la certezza delle disposizioni normative e della legge. Questo è l'equilibrio, possiamo strecciarlo un po' più verso la totale libertà di utilizzo della proprietà privata, possiamo strecciarla un po' più verso la limitazione di alcune caratteristiche della proprietà privata. Oggi è innegabile che nella maggior parte delle aree metropolitane, non soltanto Roma, Napoli, Bologna, Milano e Torino, ma io lo vedo nella mia città, Trieste, dove il turismo ha avuto un'esplosione negli ultimi 5 anni incredibile. Oggi trovare un affitto normale, chiamiamolo così, un 4+4 è quasi impossibile, perché tutti i proprietari di seconde case trovano un beneficio economico dall'utilizzare la seconda casa come B&B o Airbnb e quindi con le locazioni brevi. Ora, è possibile evitare tutto questo? No, io ritengo che la nostra Costituzione prevede che la Repubblica Italiana tuteli la proprietà privata e lasci la libertà, poi però dice anche che sono possibili dei limiti, però quello che serve è la certezza della legge. Il provvedimento, il decreto sicurezza cosiddetto ultimo fatto da questo governo, contestabilissimo per il 99% delle cose che lì dentro c'erano scritte, sul tema degli sfratti, quindi dell'intervento della polizia giudiziaria e della polizia per gli sgomberi, ha fatto qualcosa, però è ancora poco rispetto alle certezze che si danno ai cittadini, perché lì soltanto nel caso in cui vi sia stato un contratto precedente, insomma vale soltanto per la prima casa, quando la maggior parte il tema della seconda casa è determinante. Io non credo che si debba andare a stressare il paese rispetto agli sgomberi, a uno stato di polizia, però ripeto, dobbiamo dare la garanzia ai cittadini che quando c'è una legge la si applica e quella è e rimane. Allora, la regolamentazione del settore dei B&B è un tema, pur nella libertà di scelta dei cittadini, ma deve essere un tema, e dopodiché manca completamente però, anche se col PNRR si è cercato di dare un po' di risposta, la parte dell'esigenza abitativa garantita dal pubblico, che in qualche modo potrebbe supportare anche il privato nell'utilizzo delle proprie case, perché se l'emergenza abitativa è affrontata con un piano di edilizia residenziale pubblica che riesce ad assolvere al compito dello Stato sul garantire l'abitazione a tutti quelli che stanno nel nostro paese, è chiaro che poi la proprietà privata ha maggior libertà di scelta sull'uso del proprio patrimonio. Presidente, vuole aggiungere qualcosa su questo tema? Mi viene da dire basterebbe per la parte certezza applicare la sentenza della Cassazione di cui si è parlato molto ieri, anche se risaliva alla fine di agosto, che è una sentenza che inviterei tutti a leggere perché è molto ben scritta, è molto ben fatta e dice una cosa molto semplice, dice che bisogna fare quello che la legge e l'ordinamento prevede già da sempre in Italia, cioè quando c'è una sentenza che o in caso di locazione o in caso come nella vicenda della Cassazione di occupazione violenta, stabilisce la sentenza, il provvedimento che quell'immobile deve tornare al proprietario, quell'immobile torna al proprietario. È una banalità, ma lì ci sono voluti in quella vicenda che ha fatto scalpore ieri 10 accessi dell'ufficiale giudiziario, 5 anni, e poi si è arrivati in Cassazione perché la proprietaria ha fatto quello che secondo me dovrebbero cominciare a fare tutti, ha chiesto un risarcimento allo Stato, perché la forza pubblica non aveva fatto il suo dovere. E qual è la cosa che ha fatto scalpore lì? Che
si supera l'argomento della presenza di minori e addirittura disabili, cosa che non deve scandalizzare, ma deve far riflettere su quello che poi la Cassazione scrive in quella sentenza. C'è una lunga parte sulla casa come diritto sociale, quindi non si interessa la Cassazione di quell'aspetto, ma dice è un aspetto che non deve essere diciamo, attribuito al proprietario privato, scudo umano, ma al pubblico, quindi non deve esserci l'alibi del minore o del disabile, ma quelle situazioni vanno curate immediatamente da parte delle autorità e il resto deve risolversi come la legge prevede. Quindi su questo, insomma, basterebbe applicare le leggi che ci sono, ma si fa fatica. Poi ovviamente noi siamo per incentivi per i proprietari, per dare in affitto a canone calmierato, ma magari ne torniamo a parlare se parliamo di finanziarie, le loro case, sì. Oltre a strumenti pubblici che sicuramente servono. Insomma. Ne torniamo a parlare sì, perché come è certo che a settembre ricominciano le scuole, siamo nel periodo è altrettanto certo che si comincia a parlare di legge di bilancio. Allora noi ovviamente ancora per un mese con chiacchiere, però sì, poi esatto, poi con emendamenti. Però noi vorremmo sapere qualcosa di più di quel che accade in seno al suo partito in termini di proposte di emendamenti più che di chiacchiere. Cosa proporrete? Beh, sicuramente sul tema degli ovviamente parlando di immobiliare. Sì, io sostanzialmente le cose di cui ho parlato prima saranno proposte del Movimento 5 Stelle sul tavolo della legge di bilancio, quindi da un quadro complessivo sugli incentivi edilizi, anche io non voglio chiamarli bonus, anche se poi siamo noi stessi che l'abbiamo chiamato super bonus, però faceva effetto. Ci voleva un titolo. Ci voleva, sì, purtroppo come spesso accade, quindi disegnare un quadro di incentivi edilizi più coerente con le esigenze del settore, perché è del tutto evidente che pensare di tornare al 36% e poi al 30% addirittura mi sembra impensabile. E quindi su questo avremo le nostre proposte emendative, su tutta la parte delle minori imposte da pagare per chi ha fatto percorsi di efficientamento o intende fare percorsi di efficientamento, sugli incentivi ovviamente la cedibilità del credito e diciamo questo sarà il quadro generale delle nostre proposte. Mi sembra interessante anche la proposta che faceva adesso il Presidente di agevolare proprio per evitare che nelle città grandi non si riesca a trovare un affitto a lungo termine, incentivare i cittadini che hanno seconde o terze case ad affitti a prezzi a canone concordato che sottraggono dal mondo dei B&B quell'immobile e però poi lo mettono a un prezzo concordato con il contributo dello Stato, quindi con un doppio beneficio per il cittadino che ha la proprietà e che non ci rimette troppo dal non fare B&B, la banalizzo così, e invece il beneficio del cittadino che ha bisogno di una casa in affitto e che non deve pagare cifre folli. Quindi queste saranno proposte sicuramente che faremo come forza politica. Presidente Spaziani Testa ci ha appena detto... E poi ascolteremo le proposte di Confedilizia. No, ma noi quello appunto lo stiamo dicendo, ci accomuna anche ai sindacati inquilini, quindi per dire che proprio quel canale di contrattazione lì, a canoni più bassi rispetto a quello di mercato, va sostenuto ancora di più, ha già degli incentivi importanti, non è inutile che certo. Nessuno vuole negare, però se la situazione viene considerata critica devono essere rafforzate alcune cose, quindi quello che stiamo dicendo, per esempio noi, c'è un meno 25% da qualche anno di IMU per chi applica quei contratti a carico dello Stato, quindi qualsiasi sia l'aliquota stabilita dal Comune si toglie una parte di imposta a carico dello Stato. Se si intervenisse su quello con un meno 50, quindi dimezzamento, sarebbe un più 25% in più, ma noi diciamo mossa un po' più ardita, ma neanche tanto, anzi per nulla ardita, perché si tratterebbe di qualche decina di milioni, azzeramento addirittura dell'imposta, che sarebbe anche un messaggio forte. Io credo che ci sarebbero effetti in termini di ampliamento di quell'offerta abitativa a canone calmierato. Io ho letto un titolo del 24 ore di oggi con dichiarazione del sindaco di Milano, ci vogliono 100 miliardi in Europa, credo che dicesse, per affrontare il piano casa.
Qui parliamo di settantina di milioni per dimezzare l'IMU per questi contratti, qualcosa in più per azzerare, ma insomma siamo a livelli di distanze abissali rispetto a quei miliardi. Sono il numero delle cifre che si possono trovare nelle pieghe. Ma poi gli effetti sarebbero immediati, perché le case ci sono, quelle lì, anzi dobbiamo aiutare a sistemarle e a metterle sul mercato. Poi si deve lavorare naturalmente per sistemare l'edilizia residenziale pubblica, ma lì ci vogliono tempi maggiori. Certo. E investimenti maggiori. Certo. Concludiamo con quello che è un po' uno stormentone di fine chiacchierata. Chiediamo ai nostri ospiti di definire il mondo della proprietà immobiliare nazionale con 3 parole o 3 concetti, o insomma un numero di concetti che lei ritiene utile per identificarla. Eterogenea, la proprietà immobiliare, il nostro patrimonio è eterogeneo, è a metà strada tra lo storico e il vetusto, e direi identitario. Eterogeneo perché il nostro paese è nato da esperienze diverse, la parte austro-ungarica dove vivo io alla parte borbonica di altri territori, insomma è chiaro che hanno inciso sui tessuti urbani in modo diverso, e quindi è un patrimonio eterogeneo perché si è sviluppato, abbiamo avuto 2 guerre che in parte hanno toccato il nostro recenti, insomma le guerre mondiali che hanno toccato il nostro patrimonio, quindi le ricostruzioni, parti delle città distrutte, abbiamo avuto eventi calamitosi importanti che hanno fatto ricostruire parte del patrimonio, quindi è chiaro che c'è un'eterogeneità molto ampia tra lo storico e il vetusto. Storico perché abbiamo un patrimonio storico, artistico, culturale, immobiliare pazzesco, enorme, vetusto però perché la maggior parte dei periodi di edificazione del secondo dopoguerra oggi comincia a dare segni di difficoltà. Abbiamo fatto un uso importante del cemento armato, il cemento armato ha un ciclo di vita che oggi sta cominciando ad arrivare alla fine, e quindi chiaramente ha bisogno di interventi. È identitario proprio perché rappresenta la storia del nostro paese e in qualche modo lo lego al concetto di proprietà privata, no? Di proprietà immobiliare, quindi di casa di proprietà, che è un concetto proprio del nostro paese. Ci sono pochissimi altri paesi al mondo che hanno queste percentuali di proprietari di casa, perché per noi la casa è identitaria, e quindi per questo la terza parola. Molto bene. Allora abbiamo finito anche oggi la nostra chiacchierata, nemmeno che il Presidente... No, solo grazie, un ringraziamento. No? Grazie a voi, è sempre un piacere stare assieme. Presidente Patuanelli per esserci venuto a trovare, grazie al Presidente Spaziani Testa, e arrivederci alla prossima puntata, al prossimo incontro con Inconfidilizia. Arrivederci. Grazie, a presto. Grazie.